Futsal People, buonasera da Enrico Coggela e benvenuti al Pala Maggiore di Lejny, L84 Torino, Fortitudo Pomezia, 19ª giornata di Serie A. C'è l'ok, via, si parte, andiamo, buon divertimento con L84 Pomezia, con il Pomezia che gira il primo possesso della partita. Occhio a Gattarelli che prova a calciare, pallone che passa a millimetri dal tetto del Pala Maggiore. Raguso rientra, scarico per Sicheira, si mette in ritmo, calcia Sicheira, Gattarelli e poi molto bene Cutrignelli in scivolata a ripulire l'area di rigore del Pomezia. Buona giocata dell'84 con la conclusione di Pun Bueno. Parallela lunga per la conclusione da parte di Cutrignelli. Ci arriva Tondi molto bene in uscita bassa, bella trama in parallela per la possibile per l'84. Coco fino in fondo per Rescia, ci arriva Gattarelli, il pallone non è entrato per l'84, sbaglia Osico. Dudu 1 contro 0, Dudu super Fabio Tondi. Braga si gira, Braga rientra, finta di Lopez, cerca spazio Lopez, forte, forte, forte sul secondo palo, la tocca con il tacco, quel tanto che basta, Christopher Cutrupi che fa 1-0 al Pala Maggiore. Alla fine Murillo, Sicheira rientra, guarda la porta Sicheira, moto Rescia 3 contro 2, Rescia per Osico, forte forte col sinistro trovando solamente l'esterno della rete. Si gioca Cuzzolino destro sinistro, Tuli, c'era Rescia in agguato, poi Lopez alza il pallone, transizione Pomezia con Gattarelli, 2 contro 1 possibile, Gattarelli fino in fondo, centrale, cambio lato Murillo, isolamento con Cutrignelli, palla centrale, Braga lascia lì Murillo, calcia Murillo, paratissima di Gattarelli, forse addirittura con il volto, bella giocata, e sì, con il volto. Pallone in verticale per Dudu, Murillo di testa, lascia libero per Raubo, 3 contro 2, sempre Raubo fino in fondo, Dudu! La transizione, cambio lato per andare da Coco, Coco col sinistro, poi si va in verticale da Cuzzolino, regge questo pallone, gli corre sopra Tuli, Cuzzolino si gira, scivolata di Gattarelli, ingenua, giallo per Gattarelli. Chiaramente Cuzzolino con tutta l'esperienza del mondo ha preso un fallo prezioso, muraglia di maglie del Pomezia, difesa propria porta. Occhio al mancino chiaramente di Leandro Cuzzolino, c'è anche Coco in agguato che potrebbe staccarsi da quella zona, così è, va in porta Cuzzolino, palo palo e poi Gattarelli se la trova in mano, Tuli gliela porta via, 2 contro 0, Tuli fino in fondo per Coco che non arriva sul pallone. Coco, palla in verticale verso Braga, affossato da Dudu, fallo del 30, giallo in arrivo per Dudu, punizione per l'84. Destro di Osico o sinistro di Leandro Cuzzolino. Coco! Dopo la giocata perfetta su palla inattiva dell'L84, dopo tanti tentativi, i verdeneri ce la fanno a trovare il gol del pari, secondo gol consecutivo di Coco Wellington che fa 1-1. Tuli, scarico facile, palla corta, attenzione a Tiaghigno! Punisce l'L84, 1 contro 0, Tiaghigno a 7 minuti dalla fine della partita, rimette avanti il Pomezia 2-1. Legge e controlla, poi pallone lasciato lì per Gattarelli, Lopez solo con Tondi, Lopez, bella giocata, Lopez, super gol di Ruggero Lopez che fa tutto benissimo, salta Tondi e appoggia in porta il gol che vale il 3-1 del Pomezia. Ti stacca Cuzzolino, Coco, lato lato, Tuli, Rescia, di prima Rescia, palo poi Coco, Gattarelli miracolo, calcia, Zico,
Palla centrale letta da Cutruppi che calcia verso la porta dell'84. Christopher Cutruppi trova la doppietta e soprattutto il gol del 4-1 a 4 minuti dal suono della sirena. Conclusione perfetta, mancina di Christopher Cutruppi. Cuzzolino, Tuli, Cuzzolino, lascia lì il pallone per Coco, dentro ancora un ottimo Gattarelli, poi Cotrignelli calcia verso la porta dell'84. Ghiaccio per partita, Nicola Cutrignelli mette la parola fine sulla sfida di questa sera ad 1:43. Dal suono della sirena 5-1 Cutrignelli. Cuzzolino, Osico, Braga calcia ma suona la sirena, luci spente al Pala Maggiore di Leini. Il Pomezia compie l'impresa di giornata battendo per 5-1 l'L84, prestazione super della squadra di mister Angelini che si prende 3 punti pesantissimi al Pala Maggiore di Leini, da cui è tutto un saluto ed una buona serata da Enrico Coggiola.